Qui Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda la belva civile. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Quel 25 aprile la guerra era di casa, pioveva forte fuori dalla chiesa, la fame era nell'aria, la vita una scommessa, ma il prete continuava la sua messa. Tu col vestito bianco, tu con le scarpe nuove, vi siete detti sì davanti a quell'altare e insieme per la vita vi siete incamminati tra il tempo, le promesse e le speranze. La guerra che finiva, i balli americani, l'Italia da rifare con le mani. 10 alla schedina, i figli all'improvviso, la casa troppo stretta e che crescevo troppo in fretta. Ma dimmi come si fa a stare come voi insieme per la vita, che a me l'amore quando c'è mi sembra sempre fuoco e invece dura poco. Sarà che anime di razza è un po' che non ne fanno più. Quel 25 aprile ritorna tutti gli anni e tutti gli anni vi ritrova insieme. Avete visto il mare e il secolo cambiare, il Papa buono e l'uomo sulla luna. C'è chi vi chiama nonni e che c'ha già 20 anni. Il tempo che trascorre ma non passa. Chi coi capelli bianchi, tu con gli occhiali nuovi, vi dite ancora sì davanti al piatto d'ogni giorno. Ma sarà fatalità, fortuna o che ne so, ma siete ancora insieme. E sembra amore nato ieri e invece sono già 50 primavere.
25 aprile pioveva e gli invitati dicevano che sposi fortunati. Gli argomenti di questa settimana sono sicuramente in linea con quello che è il pensiero, con quello che è il modo di agire del cittadino medio del nostro paese, che non è necessariamente solo di centrodestra, è quel cittadino che continua a porsi seri dubbi relativamente al fatto che le norme alcune volte e soprattutto le abitudini o anche la lettura della storia si cerca di portarle avanti a senso unico, ossia quando vengono tirati in ballo determinati valori, quando vengono determinati assetti dello Stato tirati in ballo dalla sinistra hanno un senso e hanno un significato, quando invece è il centrodestra che attraverso quello che peraltro è il consenso popolare, il consenso che è stato tributato nel settembre-ottobre del 2022, cerca di portare avanti quello che è il programma elettorale, a quel punto si scatenano le istituzioni, alcune volte di carattere nazionale, altre volte di carattere internazionale. Però ogni tanto c'è quell'eccezione, perché c'è quel diavoletto che fa le pentole ma poi si scorda di metterci anche i coperchi. E allora vediamo che cosa è successo nel corso dell'ultima settimana, ma soprattutto vediamo come si sta per aprire la nuova settimana con quelli che sono gli epiloghi, con quelle che sono le code, spesso velenose, spesso al vetriolo, rispetto a quello che la sinistra e il 5 Stelle continuano a seminare all'interno del nostro paese. Partiamo da quella che è la questione che è sulla bocca di tutti, ossia la vicenda relativa ancora una volta alla celebrazione del 25 di aprile. Si è detto da parte delle opposizioni e soprattutto da parte della sinistra, ma in aula il 24 di aprile, quando venerdì c'è stato il voto di chiusura, sul quale torneremo da qui a breve, relativamente al decreto sicurezza, dai banchi del centrodestra, ma soprattutto dai banchi della Lega, non c'è stato nessuno che in realtà si è alzato per cantare l'inno d'Italia. Bene, allora, non siamo davanti a quella che è una kermesse canora, non siamo davanti a quelli che sono i sottotitoli, e neppure, grazie al cielo, i titoli di coda di Sanremo. Quindi in aula ci si sta in modo composto, ci si sta senza portare avanti quelli che sono vessilli dell'ultimo minuto, perché chi crede all'identità del nostro paese, chi crede che l'Italia venga prima di ogni altro valore, e lo deve dimostrare nei fatti, così come sta facendo il nostro paese, così come sta facendo la Lega, da quando la Lega è diventata partito nazionale, partito federale, e soprattutto da quando ha cercato di rimettere l'Italia al centro del palcoscenico europeo. E allora, bando alle ciance, le solite polemiche divisive sul 25 di aprile, su chi cerca, non avendo altri argomenti, non sapendo nulla di economia, anzi avendo fatto di tutto e di più per far sì che il nostro paese fosse dipendente dalle altre economie europee e mondiali, e quindi non avendo null'altro argomento da discutere e da portare avanti, ancora oggi ci continua a propinare il 25 aprile come la festa di una parte. Il 25 aprile è la festa di un paese, è la festa di un paese che si è liberato dalla dittatura nazifascista, è la festa di un paese che ha guardato alla Repubblica e quindi anche alla democrazia come strumenti per selezionare, per sintetizzare il consenso. È la festa, e non è un modo di dirlo, ma è un modo di esserlo davvero di tutti gli italiani. Coloro che continuano a dire no, guardate, è la festa soltanto nostra, è la festa soltanto di chi mette attorno al collo le bandiere partigiane, questo significa non amare l'Italia, non capire che questo è un paese che oggi non può perdere neppure un minuto per costruire
e per continuare a rafforzare quella che è la propria identità rispetto al palcoscenico, rispetto a quelle che sono le indicazioni che provengono dall'Europa e dal mondo, che sono completamente cambiate nel corso degli ultimi anni, identità che va costruita non soltanto scimmiottando o parafrasando quelle che possono essere le parole inserite all'interno del nostro inno, ma sentendo quelle parole fino in fondo e soprattutto coniugandole, portandole avanti quotidianamente all'interno delle istituzioni e soprattutto all'interno di quelli che sono i luoghi in cui la democrazia trova attuazione. E quindi stiamo parlando del Parlamento, stiamo parlando dell'esecutivo, stiamo parlando degli enti locali, ma stiamo parlando più in generale probabilmente all'interno di quella che è la dimensione che ognuno di noi ha l'onore e anche l'onere di portare avanti, di occupare all'interno della società civile. Quindi sul 25 aprile ormai queste canzonette non funzionano più, perché stiamo parlando davvero di un'Italia vista al ribasso, mentre l'Italia non è semplicemente o soltanto quella delle partite di calcio o degli inni tirati fuori senza crederci, è quella di chi continua a costruire, a lavorare perché ci sia l'immagine di una nazione forte in un contesto europeo e anche all'interno di un contesto di carattere mondiale. E allora andiamo a vedere poi in che cosa si estrinseca questa azione. Bene, dicevamo prima, il diavoletto alcune volte continua a costruire o continua ad alimentare le pentole, ma si scorda di metterci i coperchi. Sempre quella sinistra giustizialista, quella sinistra potremmo definirla minimalista del nichilismo totale, nel corso degli ultimi anni, nel corso degli ultimi 2 anni, ha fatto il possibile per bloccare la nuova normativa che ha visto con un protocollo d'intesa l'Italia e l'Albania ridefinire quelle che sono le procedure per i rimpatri e soprattutto le procedure di verifica effettiva per capire se chi sbarca nel nostro paese lo fa per motivi effettivamente politici, umanitari, perché si tratta di rifugiati, o invece lo fa semplicemente per aggirare quelle che sono le procedure legali che sono previste grazie ai flussi migratori. Su questo apriamo e chiudiamo una parentesi. Siamo il primo paese in Europa, ce la battiamo con la Spagna nel corso degli ultimi 6-7 anni, questo è avvenuto regolarmente, per quanto riguarda le quote di immigrazione irregolare che sfiorano le 200.000 unità all'anno. Significa che laddove c'è la possibilità di venire a lavorare, a studiare, ad integrarsi nel nostro paese, noi siamo i primi a farlo. Sappiamo che tante nostre imprese, stiamo parlando delle imprese nel settore agricolo, nel settore dell'assistenza alle famiglie, nel settore dell'autotrasporto, soprattutto nel centro-nord dell'Italia, hanno bisogno di dipendenti che spesso è difficile trovare anche all'interno del nostro paese. Quindi laddove ci sono delle opportunità di lavoro, ben venga. Quando si realizza questa integrazione, se l'impresa sopravvive grazie al datore di lavoro e grazie anche al lavoratore, ma è il lavoratore che vuole davvero contribuire ai bisogni dell'impresa, ai bisogni della propria famiglia, nel rispetto delle nostre regole democratiche, nel rispetto di quella che è quella civiltà che appunto è stata ammirata, apprezzata, magari dall'altra parte del mare, dall'altra parte dell'oceano, è stata talmente apprezzata da poter mettere in previsione la possibilità per lo straniero, per l'extracomunitario, di venire in Italia utilizzando quelle che sono le procedure regolari. Quindi sfatiamo questo mito. La Lega e il centrodestra sono per l'immigrazione irregolare, l'immigrazione che possa essere contenuta all'interno di certi parametri che riguardano in primis il parametro di carattere normativo, la legalità, in secundis il parametro relativo alla sostenibilità economica, perché se si viene in questo paese si deve poter vivere in modo dignitoso. Quindi, al di là di quello che è il profilo dei flussi migratori irregolari, è chiaro che continuano ad esserci o continuerebbero ad esserci quelle che sono delle migrazioni irregolari. Ebbene, davanti a questa vicenda, è bene ricordarlo, l'Italia 2 anni fa riuscì a stringere, a realizzare, a chiudere un protocollo d'intesa molto importante con l'Albania affinché ci fosse la possibilità
una volta registrato lo sbarco sulle nostre coste, di utilizzare un hotspot a Shangjin in Albania e successivamente un centro di eventuale rimpatrio a Jader. Ebbene, abbiamo assistito a tutto e di più in questi anni, si è parlato di deportazioni da parte della sinistra, si è detto no, ma in realtà voi state ripristinando le carceri internazionali, state sostanzialmente impedendo a queste persone di venire in Italia. No, noi abbiamo sempre detto guardate che l'Albania ha messo a disposizione questi 2 centri, ma per 2 motivi importanti. Il primo è quello di una collaborazione di carattere internazionale, il secondo è quello della deterrenza, perché chi poi supera il vaglio dell'ammissibilità all'interno del nostro paese, quindi la valutazione rispetto agli indici che riguardano la sicurezza, la pericolosità, che riguardano anche la possibilità di una eventuale dichiarazione di accettazione del nostro paese, a quel punto è chiaro che dall'Albania rientrano in Italia. Se però si sa all'esterno o c'è un'immagine falsata sempre dalla sinistra, ossia che nel nostro paese si può venire anche senza che ve ne siano i presupposti di legalità, di sicurezza e anche i presupposti di carattere economico, è giusto che ci sia l'attività svolta da parte del centro per il rimpatrio di Jader, attività che sta funzionando anche e soprattutto in termini di deterrenza. E sì, perché quando la sinistra ci ha detto per tanti anni, ma in realtà per appena 90 posti, 90-96 posti, questa è la dotazione in organico che può avere Jader, si stanno spendendo milioni e forse qualche miliardo di euro, non si considera il fatto che quel centro, oltre a svolgere una funzione di carattere selettivo, nel senso amministrativo, nel senso naturalmente di carattere legale, svolge una grande funzione di deterrenza, cioè per dire sostanzialmente, ma se volete venire in Italia lo si può fare, c'è un bypass che è quello della verifica dei requisiti, e dopo la verifica positiva di quei requisiti si può entrare all'interno del nostro paese seguendo quelli che sono i canali istituzionali, i canali di regolarizzazione amministrativa. Ebbene, dopo che per 2 anni interi abbiamo sentito dire che il centrodestra, in primis la Lega, si erano inventati uno strumento che era al di fuori del diritto internazionale, al di fuori delle regole dell'UE, 2 giorni fa l'Avvocatura Generale della Corte Europea di Giustizia, quindi quello che viene definito il procuratore sostanzialmente della Corte Europea di Giustizia, ha espresso il proprio parere favorevole, dicendo che questa normativa è assolutamente compatibile con quella dell'UE, purché si rispettino i diritti umani, purché si rispettino i diritti all'assistenza legale, i diritti al colloquio, tutto quello che può riguardare sostanzialmente le attività che già sono in essere, attività che non devono essere nuovamente cambiate e modificate, perché le norme del protocollo prevedono esattamente questo. E che cosa avviene da parte del PD? Si dice no, ma questa è in realtà l'indicazione del procuratore generale, l'indicazione dell'Avvocatura Generale della Corte Europea di Giustizia, dobbiamo attendere poi la sentenza finale. Ancora una volta continuano quindi gli amici, si fa per dire, della sinistra a tifare contro il nostro paese, a tifare contro coloro che anche all'esterno del nostro paese, e qui scatta fuori davvero la belva civile, dicono che il nostro paese, il nostro governo, il centrodestra e la Lega stanno operando all'interno dei canoni di legalità, portando avanti la coniugazione dell'interesse del paese con quelli che sono gli interessi e la difesa anche i diritti civili e politici altrui. Insomma, ancora una volta rimaniamo senza parole, ma sappiamo che i cittadini e gli elettori sapranno che cosa fare e come decidere al meglio, selezionando loro sì chi è a favore del nostro paese e chi continua a remare contro. Ultima questione è quella relativa allo sforamento del debito. Bene, anche nel corso dell'ultima settimana abbiamo assistito ad un paradosso davvero, possiamo definirlo tutto italiano, ecco, se vogliamo tirate in ballo una italianità in peius e non in melius, che è quello della sinistra. La sinistra ci continua a dire ma non siete arrivati al pareggio del 3% come avete detto, o meglio,
al non superamento della soglia del 3% fra deficit e PIL, e malgrado quando l'abbiamo ereditato questo paese qualche anno fa lo sforamento era al di sopra del 7 e dell'8%, e quindi state contravvenendo ad una promessa che avevate fatto. Il ministro Giorgetti, che oltre ad essere uno dei ministri più stimati a livello mondiale per quanto riguarda la pratica dell'economia, non ha soltanto un'impostazione tecnica, anche un'impostazione politica. E se una persona come Giancarlo Giorgetti, notoriamente prudente, notoriamente oculato, assennato, ha posto la questione su indicazione della Lega la scorsa settimana, ossia, attenzione, noi riteniamo che quel parametro sia un parametro importante, siamo al 3,1 del rapporto deficit-PIL e quindi siamo in grado, eventualmente premendo l'acceleratore, di raggiungere quella soglia, ma non deve essere quel premio Nobel dell'economia una sorta di nodo scorsoio attorno al collo, cioè non deve essere la cravatta dei fichetti dell'economia politica a livello comunitario a dire a noi quello che dobbiamo fare quando, e qui, come diceva qualcuno, l'asino viene appiedato, per cercare di tirare fuori una metafora mai calzante come in questo momento. Se poi è addirittura la Germania che ci dice no, voi dovete rispettare il parametro del 3% per quanto riguarda lo sforamento del debito, poi vediamo che la Bundesbank la scorsa settimana non ha escluso che per ridare linfa e vita all'economia tedesca, che in questo momento è in una fase addirittura di recessione, non ha escluso la Bundesbank che per il prossimo anno ci possa essere uno sforamento del rapporto deficit-PIL in Germania pari al 4,8%. È lo sforamento più alto che si sia mai verificato in Germania, anche rispetto al periodo del Covid, dopo quella che è stata la riunificazione del 1995. Quindi questo significa che innanzitutto gli altri paesi non possono dare lezioni di economia, figuriamoci anche in diritto, al nostro. E poi, se gli altri paesi hanno una realpolitik più pratica e maggiormente elastica rispetto alla nostra, non vedremmo per quale motivo di economia si dovrebbe non vivere, ma addirittura perire. Ecco, anche di questo ci siamo occupati e anche questo è un istinto che viene fuori direttamente dalla belva civile, che si chiede per quale motivo continuino ad esserci dei finti, dei falsi farisei della politica che continuano in questo paese comunque a dimorare sempre all'interno della sinistra in buona compagnia del 5 Stelle.